Questi teppistelli hanno le ore contate. A parlare è Morena Martini, sindaco di Rossano Veneto. Il primo cittadino non ha alcuna intenzione di sopportare oltre l'esuberanza e la spavalderia di un gruppetto che ha preso il controllo del parco pubblico. Sono 6-7 ragazzini che si trovano nel parco e in questo periodo stanno anche molestando delle altre persone, dei ragazzini. Li stiamo sorvegliando già da un bel pezzettino, abbiamo anche alcuni nomi e stiamo cercando di definire anche gli altri. Oltre a consumare tra loro gli stupefacenti, sarebbero arrivati ad offrire della birra a dei ragazzini più piccoli di loro. Nessuno sconto per nessuno di loro, all'interno ci sono anche 2 ragazzi maggiorenni. Li chiameremo assieme ai loro genitori in Calza Martini. Non possono pensare di atteggiarsi a proprietari. Martedì, intanto, riunione straordinaria. Al parco saranno inviati rinforzi, gli uomini della protezione civile, se servisse anche la vigilanza privata. E alle mamme che frequentano il parco Sebellin dico di non allarmarsi, in fondo sono dei ragazzi, non devono farsi prendere dalla paura delle minacce. La punizione qualora venissero individuati non serve pensarci troppo, un bel paio di guanti, una divisa fluorescente di corsa a pulire tutto quello che hanno lordato, assicura il capo dell'esecutivo rossanese.